Si sono svolti ieri a San Marco Argentano i funerali del piccolo Sergio Caparelli, il bimbo di soli 8 anni che mentre era a scuola con i suoi compagni di classe sabato si è accasciato al suolo dopo un malore ed è deceduto. L'intera comunità del paese cosentino si è stretta intorno ai giovani genitori del piccolo. Il magistrato aveva ritenuto inutile l'autopsia. L'ipotesi ritenuta più probabile è che il bambino fosse affetto da una malformazione congenita. Si è presentato ufficialmente alla stampa nel fine settimana il nuovo prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci. La criminalità organizzata, ha detto, è un problema di tutti. Le forze dell'ordine hanno vinto parecchie battaglie, ma la guerra non si vince se la società civile non si sveglia. Reppucci si è insediato in città alla fine di dicembre e prima dell'incontro con la stampa ha incontrato tutte le istituzioni, le categorie e le associazioni del territorio. Sabato presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro è approdata la campagna di audizioni con cittadini e imprese dell'Osservatorio parlamentare europeo e del Consiglio d'Europa d'intesa con il Forum nazionale antiusura bancaria. Sono intervenuti Giuseppe Catapano, presidente dell'Osservatorio, Domenico Scilipoti, presidente del Forum, Antonello Secchi, presidente della Commissione per la Giustizia, gli Affari Interni e la Libertà Civile dell'OPE e Francesco Petrino, docente di diritto. Il MUSMI di Catanzaro ha ospitato il primo appuntamento del ciclo di conferenze promosso dalla provincia in collaborazione con la cooperativa Area Cultura nell'ambito del programma celebrativo 150 unità. L'incontro si è caratterizzato per la presenza di due grandi storici, Gilles Pecot, docente di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Parigi, e Marta Petrusevic, professoressa ordinaria di storia moderna presso l'Università della Calabria e docente presso la City University di New York. L'Associazione Culturale NAD, organizzatrice del Maverick Rock and Roll Festival, ha presentato il film in DVD riguardante l'edizione 2010 della manifestazione Rockabilly, che si svolge ogni anno durante la prima settimana di settembre presso il Columbus Innovative Bar a Crotone. Il docufilm dal titolo Maverick Rockers è stato realizzato da Aurelien Facente con la collaborazione, oltre che dell'Associazione NAD e del Columbus Innovative Bar, delle emittenti televisive CN24.tv ed RTI. Si è svolta ieri presso la Sala Conferenze Sant'Agostino della Parrocchia Santa Rita la serata di premiazione del concorso Presepe Città di Crotone, giunto alla 21esima edizione ed organizzato dal movimento di spiritualità Vivere In. Il tema di questa 21esima edizione è stato Tante stelle con una sola luce, una riflessione che fa da sfondo alla costruzione del presepe. Ai vincitori è stata assegnata una natività sull'astra d'argento realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Un weekend all'insegna delle mitiche figurine dei calciatori, quello vissuto a Reggio Calabria fino a ieri. Gli oggetti di scambio di intere generazioni sono stati ospitati in un grande stand della Panini nell'Arena dello Stretto per il Calciatori Panini Tour 2010, organizzato per il lancio della nuova collezione di figurine di quest'anno. Ad accogliere i numerosi visitatori, giovani animatori che hanno intrattenuto soprattutto i bambini e non solo, con giochi e concorsi a premio. Mancano pochissime ore e alle 20:45 calerà il sipario sul derby di Calabria tra Crotone e Reggina, che si giocherà sul terreno dello Scida. All'andata il match finì in parità 0-0 al Granillo, ma per questa sera la gara promette grandi emozioni. Intanto Mario Somma si è dimesso da allenatore del Cosenza, al suo posto è stato richiamato Mimmo Toscano. Con Somma vanno via il DS Castagnini e il team manager Urban. Mirabelli sarà il nuovo direttore sportivo.